Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questi i titoli più importanti della mattina. Lascia Palermo per una comunità protetta fuori dalla città. La 19enne palermitana violentata a luglio da 7 ragazzi. La giovane vittima, che ha denunciato i suoi stupratori nella serata di ieri, ha lasciato il capoluogo ed è stata trasferita in un centro in cui le verranti offerta la possibilità di lavorare. Pino Sambito, un 57enne dell'Agrigentino, è stato ucciso a coltellate nel suo bar in Germania. La polizia tedesca ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Pare che l'omicidio sia giunto dalla Sicilia per compiere il delitto e poi ripartire. Incidente mortale nella notte a Giarre, nel Catanese. A perdere la vita quasi sul colpo il giovane Mattia Musumeci. Avrebbe perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava nei pressi dell'incrocio tra Corso Messina e via Alfieri. Ed è un mistero invece al momento la morte di un centauro ritrovato senza vita nei pressi dello svincolo autostradale di Terrasini nel Palermitano. 2 l'ipotesi al vaglio degli inquirenti: un malore alla guida, un incidente. Ancora partenze e arrivi a Lampedusa. Ammontano oltre 2000 i migranti ospiti del centro d'accoglienza. 2 gli sbarchi delle ultime ore, pronti a lasciare la struttura invece quasi 1500 stranieri. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a stasera.